Onorevole, potrebbe precisare una concreta proposta di azione qui e ora? Sono arrivato alla conclusione, arrivo subito alla risposta sulla domanda di Cucchi. Partire da un tempo a noi abbastanza vicino, che è quello del 1847-1848, quando i sardi si privarono volontariamente, con un atto proprio, con decisione propria, autonoma e libera, della propria indipendenza, chiedendo al Piemonte, al re Carlo Alberto, di ottenere la perfetta fusione con il regno o con la terraferma, sperando di uscire con questa decisione dal stato di drammatico sviluppo che viveva la Sardegna. Era uno dei momenti peggiori della nuova storia. Iniziavano in Piemonte le riforme e le leggi di modernizzazione e la classe dirigente sarda pensò che estendendo la Sardegna a quella legislazione noi uscissimo dal sottosviluppo. Io credo che noi dobbiamo oggi riprenderci quella condizione alla quale abbiamo rinunciato. Bravo. È elementare. Eravamo popoli, perché era plurale la definizione, ed anche oggi forse dobbiamo tornare al plurale in Sardegna invece che al popolo sardo, ai popoli sardi, e riprenderci quella condizione decidendo noi il fatto e dicendolo con molta chiarezza che quella decisione della quale poi si sono pentiti rapidamente gli stessi che l'hanno assunta non è più attuale e che noi non siamo più disposti a ritenere che il patto che è stato siglato per rimediare in parte a quella rinuncia, cioè il patto autonomistico che abbiamo firmato un secolo dopo, cioè esattamente 100 anni dopo, sia oggi da considerare soddisfacente per noi, ma dichiariamo apertamente che lo riteniamo superato, insufficiente e da rinnovare, da ristipulare, da rinegoziare. Questo si può fare perché oggi noi viviamo uno spirito del tempo diverso da quello di qualche giorno fa, di qualche mese fa, di qualche anno fa. Noi siamo entrati in Italia, non solo in Sardegna, in un'epoca che è contrassegnata dall'idea che la Repubblica Italiana possa diventare una Repubblica federale, che noi possiamo uscire dall'unità nazionale per andare all'unità federale. L'unità si può fare sia così come è fatta oggi, sia attraverso una libera associazione e una libera determinazione, un'autodeterminazione dei vari popoli dell'Italia di stare insieme, senza bisogno di una costrizione che oggi appare difficilmente sopportabile. Unità federale, come la vedo io, mi distingue dall'indipendentismo di Sale e probabilmente anche da quello del Tisdat, che è un nuovo indipendentismo molto recente. Io sono per una Italia, condivido i principi, ho detto anche questo a Ololai, grazie a quello di averlo ricordato, i principi fondanti della nostra Repubblica, condivido l'antitotalitarismo, condivido la dichiarazione dei diritti fondamentali, mi trovo completamente nella prima parte della Costituzione
Io ritengo che noi possiamo stare a testa alta con la nostra indipendenza statuale, regionale, dentro un'unità repubblicana come quella definita nella prima parte della Costituzione. Come serve aprire questo discorso con lo Stato? Serve aprire in modo concreto e realistico. Io ho criticato la Costituente così come era stata proposta, così come era stata avviata, perché si capiva dall'inizio, chiunque conosca un minimo di riferimenti costituzionali sa che quel percorso, poteva capire che quel percorso era assolutamente impossibile. Oggi il Consiglio regionale può tranquillamente, se è capace di farlo, se ha la consapevolezza del momento che viviamo, se ha il coraggio di autodeterminarsi nella propria politica, assumere una dichiarazione solenne e sovrana della Sardegna in cui dice: noi rivendichiamo la nostra autodeterminazione, noi revochiamo la decisione del 1848, noi ci poniamo nei confronti dello Stato italiano in una posizione indipendente di autodeterminazione e di negoziazione. Intanto si chiarisce se siamo tutti sinceri nel parlare di queste cose, perché si vota su una dichiarazione politica, si vota su un testo politico che si può anche dire a Cuvetto, a Bandino, agli intellettuali che si occupano di queste cose, di cominciare a stendere, che si può portare anche all'assemblea più vasta di quella di oggi, che può essere animato da un consenso popolare più vasto, che può arrivare in Consiglio regionale accompagnato da un grande movimento popolare. È perché ho paura che noi arriviamo a un risultato di avere l'Italia una Repubblica Federale portati dagli altri. Io ho, tra tutti i peccati che un uomo può avere, il peccato d'orgoglio, lo dico francamente. Se devo diventare una Repubblica Federale, lo voglio decidere io. Se i sardi devono approdare a una Repubblica Federale, non ci devono approdare condotti per mano da Bossi, da Maroni e da Caldaroli, ci devono arrivare con le proprie mani, con la propria testa, con la propria forza politica, morale e culturale, con la propria identità che è stata richiamata qui, con la nostra storia. Bravo, bravo. E allora sfidiamolo questo Consiglio regionale. C'è qualcuno, c'è il Presidente Solo, c'è Carlo Secchi, consigliere, c'è il segretario nazionale per l'industria della donazione, c'è Sale, c'è il Combo. Noi sfidiamo questo Consiglio regionale. Non gli chiediamo di fare la Repubblica Sarda, non gli chiediamo di fare un nuovo statuto dal quale non riusciamo a cavare le piedi, non sa neanche che cosa vogliamo dal nuovo statuto. Diciamo di fare una dichiarazione politica impegnativa, storicamente fondata, storicamente giustificata, che oggi è nella coscienza dei sardi. Questo lutto della rinuncia all'autonomia lo dobbiamo in qualche modo chiudere con una dichiarazione. E allora, concludendo, per semplificare, la mia posizione è questa: da questa riunione dovrebbe nascere un'iniziativa che proponga un percorso, che proponga una soluzione. La soluzione che propongo io, il percorso che propongo io è animare un grande movimento per decidere che noi mettiamo rimedio a quello che abbiamo fatto nel 48, torniamo indietro, ci riprendiamo quello che avevamo, e questo chiediamo che venga fatto solennemente con un voto del Consiglio regionale. Poi vedremo se si tratta di fare costituenti, convenzioni o quant'altro necessario. Per il momento prendiamo la posizione politica fondamentale.